Va ora in onda 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento settimanale di costume e informazione. Ogni sabato mattina su RC Radio. Sabato 12 dicembre ci avviciniamo alle feste di Natale. 30 minuti con Bruno Zanette è qui che vi fa compagnia anche nel mese di dicembre, tutte le settimane. Ospite oggi due personaggi straordinari, il presidente dell'Avis Alberto Maniero. Ciao Alberto, benvenuto. Buongiorno Bruno. E Carlo Pinotti, che invece è il capogruppo dell'Avis di Conegliano. Alberto, dicevamo che nella chiacchierata precedente, prima di andare in onda, che già il terzo anno che tu sei presidente dell'Avis. L'Avis è un'associazione importante, un'associazione che raccoglie moltissimi associati, moltissimi donatori. Solo l'Avis di Conegliano ha circa 3.500 iscritti. Tenete conto che è articolata anche in 7 gruppi, quindi non c'è solo la parte di Conegliano Centro, ma ci sono anche altri gruppi che rientrano nei comuni limitrofi. C'è il gruppo di Ogliano, Scomigo, Parè, San Pietro di Feletto, Ponte della Priula, Santa Lucia e Conegliano Centro. Quindi, oltre ai quartieri ci sono anche dei comuni. Anche dei comuni limitrofi, sì. Quindi è un'associazione che ha valori di base molto importanti, perché ovviamente i nostri associati sono donatori che hanno scelto di donare il proprio sangue liberamente, gratuitamente, volontariamente, per salvare di fatto delle vite umane, perché sappiamo che oggi il sangue è un farmaco salvavita insostituibile e assolutamente necessario nelle strutture sanitarie. Non può essere sostituito in altro modo, quindi qualora ci siano incidenti, malattie, casi del genere, servono sacche di sangue, serve sangue, non ne basta tante volte uno o due, ma ne servono molte, e quindi noi per fortuna abbiamo questa rete di solidarietà che possiamo attivare, che attiviamo anche periodicamente, che ci permette di raggiungere anche obiettivi molto importanti in termini di raccolta, che vuol dire dare autonomia al nostro territorio. Il nostro territorio è autonomo, cioè noi siamo in grado di coprire al 100% le necessità del nostro territorio e anche di aiutare altre zone che magari hanno più carenza e quindi hanno bisogno di sangue. Tenete conto che siamo a pochi giorni ormai dal Natale e da fine dell'anno, stiamo viaggiando sull'obiettivo di raggiungere per fine anno le 4.800 donazioni, che è un numero molto grande, un numero Carlo, molto importante. I giovani che si avvicinano all'Avis sono abbastanza, come numero sono abbastanza importanti. Direi che ultimamente ci sono tanti giovani che si avvicinano all'Avis, che non sembrerebbe che fosse magari un problema di paura o cose, invece c'è un riscontro notevole. Ecco, diciamo che in un momento così di carenza anche di valori nella società, invece i giovani rispondono molto bene. Sì, effettivamente c'è proprio un buon numero di giovani che stanno venendo da noi. Anche tu è parecchio tempo che sei... Io ho iniziato ancora negli anni 70-80, dopo mi sono fermato per varie vicissitudini. Uno dei giovani un po' più vecchi, bravo. Un giovane più vecchio. E poi ho ricominciato e adesso così. Ma che ti occupi, che sei diventato capogruppo? Ma è la seconda legislatura, diciamo, che faccio come capogruppo, per cui niente, non è niente di importante. Perché ma è un impegno abbastanza... È un impegno di coordinamento, diciamo, certo. di vari volontari, per cui per le attività che facciamo, gli avvenimenti che si susseguono. Voi avete un consiglio direttivo, penso. Noi abbiamo un consiglio direttivo che ovviamente, come tutte le associazioni, viene eletto dagli iscritti, dall'assemblea. È un consiglio direttivo che raccoglie tutti e 7 i gruppi e che abbiamo un presidente, vicepresidente, quindi abbiamo una struttura proprio dell'Avis comunale di Conegliano con proprio direttivo, esecutivo
e via. E poi abbiamo questi gruppi che sono... Con tutti i capigruppo diversi. Con i capigruppo che sono distribuiti nel territorio. C'è attività di gruppo, quindi le attività di gruppo, e attività che svolge esclusivamente la comunale, diciamo. Abbiamo sede all'interno dell'ospedale di Conegliano, a fianco al centro trasfusionale c'è la nostra sede e da lì noi organizziamo il centro di chiamata, perché la cosa più importante è il centro di chiamata, cioè noi chiamiamo e invitiamo i nostri donatori periodicamente. Alla fine essere donatore è una scelta di vita. Certo. Difficilmente, dopo magari ci sono dei momenti in cui uno è più impegnato o meno, però tanti nostri donatori fanno una scelta di valori e lo portano avanti per un periodo di tutta la vita, finché hanno la possibilità e la fortuna di essere donatori. Alla fine essere donatori significa essere in salute, avere buona salute, permettersi c'è il vantaggio che si è sempre sotto controllo. Si è sotto controllo, si è verificati e quindi insomma... Ma ci sono anche i senatori? Donatori, cioè quelli che non offrono più, cioè che non possono più dare... I senatori? I senatori, intendo quelli che non possono più donare in sangue. Noi abbiamo i nostri donatori emeriti. Però donatori... Sì, noi li coccoliamo sempre i nostri donatori, li premiamo nelle varie tappe del loro percorso. Siccome sono 3 anni che ti dico, siccome sono 3 anni che ti dico se io posso donare sangue, mi dici no, sei troppo vecchio. Noi, ecco, per quello ho parlato dei senatori, perché se non possono essere proprio donatori... Saranno senatori, allora io sono invitato alle cene. Alle cene, però è importante perché spesso è una scelta di valori, di principi. Tante persone ci sono vicine pur non potendo donare perché magari hanno qualche problemino di salute oppure insomma per qualche motivo, perché poi ci sono le sospensioni, se uno fa un intervento, fa la cura dentistica, cioè ci sono dei periodi in cui si sospende la donazione e poi si riprende. Tante volte però noi abbiamo a che fare con donatori che comunque vogliono fare qualcosa per l'Avis. E allora dopo parleremo di questa bellissima iniziativa di domani. Allora, bene, no? Dopo parleremo anche di questi senatori o cenatori come li vuoi chiamare tu, ma prima vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che noi siamo in onda, sia in audio che in video, su Veneto Globe e Radio Conegliano, grazie al nostro amico, grandissimo amico, Alberto Dica del Poggio. La famiglia Stocco, sai che è una famiglia di persone che a partire dal papà, la mamma, i fratelli sono sempre sono dei grandi lavoratori e pertanto aver creato una struttura ricettiva per il Veneto, per noi, per il Coneglianese, per il paese, per il comune di San Pietro di Feletto, ma io lo chiamo Coneglianese perché lo integro nel Coneglianese, è importante e soltanto una grande famiglia, grandi imprenditori possono arrivare a fare questo. Allora, io direi di dove il prosecco incontra il mare, dove il prosecco incontra il mare, che è fantastica come slogan. Sai Alberto, anche te Carlo, però magari voi avrete degli elenchi, dei vecchi elenchi di donatori, non so, di tanti anni fa, no? È difficile trovare gli archivi? Perché magari ci sono anch'io, sai, quando avevo 16, 17, 18 anni, bisogna essere maggiorenni. Maggiorenni, sì. Maggiorenni. Appena compiuto i 18 anni io ho cominciato a donare sangue. Tanto è vero che l'intento è proprio questo. Per i 60 anni dell'Avis, il compimento dei 60 anni dell'Avis, volevamo proprio fare una ricerca storica e portarla anche alla conoscenza della cittadinanza. Bello. Fino ai nostri giorni. Certo. Dall'inizio dell'Avis fino ai nostri giorni. Adesso dovremo un po' vedere anche le persone che possono darci qualcosa per poterla fare. Sì, del materiale, del vecchio materiale. In genere così. Qualche tessera magari trovata nei cassetti. Quello può essere, però questo sarebbe l'intento. Raccontami, prima che il Presidente prenda la parola, perché sai è difficile toglierla. Togliere il microfono a me è difficile, ma anche al Presidente. Mi racconti di qualche iniziativa che avete portato avanti come gruppo quest'anno? Come gruppo, io, oltre a riallacciarmi qua al concerto che ci sarà domani all'Accademia,
volevo anche portare avanti un'altra iniziativa che stiamo proprio organizzando in questo momento, che è il concorso artistico letterario per tutte le scuole di Conegliano. Siamo arrivati ormai alla 6ª edizione, per cui è una cosa già consolidata, e possono partecipare tutte le classi, tutte le scuole appunto del comune di Conegliano. È un concorso a borsa di studio, possono partecipare sia il singolo alunno, diciamo solo però per le scuole superiori, oppure le classi delle scuole, le classi per quanto riguarda le primarie e poi le ex elementari, diciamo, e le medie. E ci sono le premiazioni? In che periodo? Allora, in che il periodo? 4 febbraio scade il concorso. Sì? Il tema del concorso è condivisione, quindi è da sviscerare, è un tema da sviscerare. È anche attinente forse con quello che noi facciamo come Avispa. Cioè condivisione in senso generale, condividere qualsiasi progetto, programma. Può essere qualsiasi cosa, ma in questo caso nella nostra... Ma non c'è condivisione, ma non c'è un tema specifico, questo è aperto. Questo è il tema, è aperto. È aperto. Sì, questo è il tema proprio del concorso. Il concorso si chiama L'uomo dalle braccia d'oro. Per cui, allora, scade il giorno 4 febbraio, la presentazione delle opere e dei lavori, mentre le premiazioni sono al Dina Orsi il giorno 5 marzo all'Auditorium Dina Orsi. Ma dai, che mi fate gli auguri in diretta, il 5 marzo compio gli anni io. Benissimo. 45, 46, non mi ricordo, ho perso un po' la memoria. Esagerato, Bruno, stai esagerando. Scusa. Ma mi è venuta la malaugurata, potevo continuare a donare sangue, invece no, mi è venuta la malaugurata idea di dipingermi la barba di bianco e guarda che roba, non riesco più a toglierlo. Anche te però, Carlo, Ormai. Sì. Bene, vabbè, proprio il 5 marzo, bene, vedi, il giorno del mio compleanno, festeggiare... mi aspetto l'invito. Quello te lo faccio subito direttamente, quindi tienti libero. Sì, ma mandami anche l'SMS un minuto prima. Perché... Fai tempo a dimenticarti, ora è il 5 marzo. Allora, Presidente, grazie Carlo, ma poi interverrai in altri argomenti perché abbiamo un po' di tempo, 30 minuti con Bruno Zanette. Sono 30 minuti, ma fanno presto anche a passare, sai? Non è che sono tanti, ma sono pochi. Presidente, eccoci qua. Domani, grande concerto. Domani. Allora, dopo il successo straordinario dell'edizione dell'anno scorso, perché l'anno scorso è stata veramente teatro pieno, tutto esaurito, una grande partecipazione e soprattutto un grande successo di questo evento, non potevamo che riproporre in una veste ovviamente anche rinnovata questo concerto di Natale dell'Avis di Conegliano. Chi abbiamo coinvolto? Abbiamo coinvolto delle espressioni molto importanti della coralità e del canto del territorio coneglianese. E allora abbiamo l'Insieme Vocale Città di Conegliano con la maestra Laura Fabbro, abbiamo il Coro Castel con il maestro Giorgio Susanna e l'Istituto Musicale Michelangeli con Alberto Polesel. Sono 3 gruppi, una scuola e altri 2 cori che sono molto noti in città e attraverso i quali sono passati tantissime persone, tantissime conoscenze, ma soprattutto che hanno fatto dei percorsi di crescita in questi anni straordinari, tutti e 3. E quindi loro, la loro grande generosità, perché alla fine si sono messi a disposizione dell'Avis di Conegliano per festeggiare tutti assieme con questo grande concerto di Natale gli auguri che l'Avis di Conegliano vuole fare alla cittadinanza per dare anche un messaggio di solidarietà in questo momento difficile. Ecco. Allora domani, il giorno di Santa Lucia, domani 13 dicembre alle ore 17 siamo tutti al Teatro Accademia. Ci sarà questo concerto straordinario, segue
segue il vin brûlé, lo dico prima per quelli che vengono al concerto ovviamente. Col panettone. Col panettone, perché adesso stiamo vedendo di qualche organizzare assaggio, anche qualcosina. Sì, non tanta roba, perché poi non tanta roba. Viene alterato il l'Avis sangue. è sempre generosa. Dal panettone, L'Avis è sempre generosa e accogliente, no? Quando ci sono così, c'è rinfresco, ristoro per i donatori, ma anche in queste occasioni conviviali, insomma, bisogna fare le cose bene, quindi cerchiamo sempre di essere molto accoglienti. E quindi questo concerto straordinario, vedrete, sarà una crescita durante proprio tutto l'evento di canzoni con repertori rinnovati e molto accattivanti, sarà una cosa straordinaria. Io sono veramente molto contento e orgoglioso che l'Avis di Conegliano possa organizzare con questi 3 gruppi questo concerto. Chissà quante prove avete fatto già? Sì, le prove le fanno loro, sì, noi facciamo le prove organizzative perché a noi spetta l'organizzazione, a loro spetta cantare e quindi ognuno il suo, noi organizziamo. Il Presidente si è preparato il discorso? Sì, io improvviso al momento, non ho nessun problema da questo punto di vista. Però, sì, ma guai, veramente guai, anch'io dovessi prepararmi qualcosa da leggere, non riuscirei. Guarda, preferisco dire quello che in quel momento mi esce direttamente dal cuore. Perché quando si condividono valori, principi, alla fine tu fai riferimento a questi, cioè l'Avis è solidarietà, è donare il proprio sangue, è salvare la vita altrui. Cioè, dopo possiamo dire qualsiasi cosa in questo mondo, succede di tutto, certo. Però questi sono atti concreti. Sì, non è che facciamo la guerra per avere la possibilità di salvare qualcuno perché c'è qualcuno che dona il sangue, allora facciamo la guerra e così abbiamo bisogno di quelli. No. Noi cerchiamo di risolvere un problema che è quello della necessità di sangue. Sì, scusami, le mie battute servono per stemprare un attimo, per creare anche. No, ti dirò che il nostro sangue in genere resta sul nostro territorio, quindi per fortuna non siamo in guerra e va a rispondere a casi di malattie, incidenti, emergenze di vario tipo, quindi non va in territori purtroppo oggi così colpiti dalla guerra o da altre cose. Ecco. Però questo è. Ecco, Ma e quanto, torniamo, così abbiamo parlato un po' del concerto, ne parleremo anche dopo, quanto, Carlo, un dato tecnico, quanto sangue dona uno che si siede nel lettino e gli vengono infilati gli aghi? A seconda del tipo di sangue. Il sangue intero di solito si fa o la donazione del sangue intero oppure prendono gli estratti che sono le plasmaferesi, per cui nell'intero tolgono 450 ml. Scusa. Cioè, vabbè, oggi sono in vena di battute, ma il sangue è come il latte allora? C'è il latte intero e il sangue intero, il latte scremato e il sangue scremato. Ci sono probabilmente ci sono delle necessità per questo, no? Sì. Diciamo che il sangue di per sé ha tante componenti e sono tutte preziose e quindi c'è chi utilizza il sangue intero, il sangue così com'è, ma poi ci sono anche una serie di componenti che vengono separate con dei processi che ci sono appositi e vengono recuperati. Per esempio le 2 componenti principali sono il plasma, che è un supporto che il sangue ha, e poi le piastrine, cioè tutta quella parte di globuli rossi più pregiata che comunque è fondamentale nel sangue, no? E ci sono, il più delle volte si fa la donazione di sangue intero, così com'è, viene donato, si fa una sacca, la sacca viene messa in emoteca. Ecco lì, quanto Carlo, quanto me ne togli? Sul sangue intero, come ripeto, sono 450 ml. Beh, non neanche tanto, pensavo di meno più. di mezzo litro. Ma e quanto ne abbiamo dentro noi? Adesso in preciso io non lo so. Dipende, 7 litri. A seconda... No, di più, però ovviamente c'è una regola, ovviamente una persona di 80 kg ha una certa percentuale, una persona di 50 ne ha un'altra, una persona di 100 ne ha altri. Per esempio una regola è che il donatore in genere non deve avere un peso inferiore ai 50 kg, perché la dose è standard, perché ovviamente va nell'emoteca, poi viene distribuita, quindi non è che si può donare
dosi differite, diciamo. Ecco, la dose è standard, quindi indipendentemente dal fatto, dal sesso, se è un uomo o una donna, se ha un peso o un altro, sì, la dose è standard. È quella, ma non è un problema, ecco, insomma. Quindi in genere è una dose che non crea nessun problema nei donatori, perché è piccola rispetto alla quantità di sangue che c'è. La donazione non si fa con una frequenza elevatissima, per esempio nelle donne si può fare in età fertile, si fa ogni 6 mesi, quindi ce ne fanno 2 all'anno, è una cosa abbastanza contenuta. Per l'uomo la frequenza è doppia, quindi se ne fanno ogni 3 mesi. Quindi un donatore molto attento e assiduo può arrivare a farne 4 all'anno. Poi c'è chi ne fa 3, c'è chi ne fa 2, cioè non è che sia necessario così. Non c'è un obbligo di Ma poi il sangue ha una durata? Assolutamente sì. Il sangue è come gli alimenti, è meglio usarlo fresco. In genere si parla di 30-40 giorni al massimo, il sangue viene portato in un'emoteca, vengono tutti catalogati e quando un reparto dell'ospedale o un altro ospedale chiede, il sangue è a disposizione e viene consegnato immediatamente. Allora, l'alimentazione, per il prelievo del sangue bisogna avere, non lo so, il giorno prima bisogna stare a digiuno, bisogna avere qualche attenzione, accorgimento, oppure, insomma, a parte le esagerazioni. Guarda, sì, quelle fanno male a tutti indipendentemente dal fatto che uno debba donare. Sì, certo. Diciamo che in linea di massima nel tempo, un tempo si era molto più rigorosi. Adesso sull'alimentazione, il giorno prima uno può condurre una vita normale e mangiare normalmente. Se si dona alla mattina, come in genere c'è, è preferibile farlo a digiuno. Questo è normale, si fa a digiuno, però adesso insomma se uno fa una colazione leggera, non prende latticini, ci sono anche filosofie di pensiero più morbide, ecco, quindi insomma non ci sono particolari problemi. Ma sai perché io ho smesso di dare sangue? Non c'è più la bistecca, dopo ci davano una bella bisteccona, adesso non la date più, allora io no. No, vabbè, adesso proprio la bistecca, sai, perché magari alle 8 di mattina non è che tutti mangiano la bistecca, però altri tempi però comunque c'è un ristoro che insomma a proposito di ristoro, sai, tu lo sai, a proposito di ristoro, su H del Poggio, dal nostro amico Alberto, dove il Prosecco incontra il mare. Dovremmo fare una convenzione così, la facciamo, vero? La facciamo, guarda, basta telefonare ad Alberto, non è un problema. Quando andate a donare il sangue da Alberto, poi andate su da Alberto a rinfrescarvi, a riprendere le forze. Ah, ma lui è disponibilissimo, sai? Bene. Sai, perché la famiglia è di un cuore generosissimo, loro oltretutto partecipano a degli eventi solidali costantemente, perciò non c'è niente da togliere. Famiglia Stocco, sarà perché siamo amici da tanti anni, ma penso che tu abbia potuto apprezzare. Sì, conosco bene tutta la famiglia. La loro professionalità e il loro cuore. Sono molto bravi. Bene, allora il vino. Il vino naturalmente ha il suo peso, abbiamo parlato di Prosecco, cioè quanto peso ha la persona che dona il sangue e che cioè, non è che approfitta ma beve volentieri il vino? Pesa? Cioè mi stai chiedendo? Sì, ti sto chiedendo se uno che approfitta se uno che beve può donare il sangue. Beh, allora, voleva essere un po' elegante, ma... Questa è una domanda un po' particolare. Sì. Comunque, diciamo che è bene che quando dona non abbia percentuali di alcol nel sangue, perché chi riceve può andare in balla senza aver bevuto e non sarebbe una cosa molto... Sai che... Diciamo che in generale noi promuoviamo uno stile di vita sano, perché ovviamente c'è la massima tutela del donatore, ma soprattutto la massima tutela del ricevente. Certo. E quindi c'è un rigore dal punto di vista dell'osservanza di una serie di regole anche semplici per poter essere donatori. Ci sono regole sulla conduzione dello stile di vita,
che sono importanti, che rispecchiano quelle di uno stile di vita sano, e poi ci sono verifiche in termini di esami che vengono fatte su ogni donazione. Ogni donazione è controllata, verificata, si fanno tutti gli esami che servono. Quindi da questo punto di vista c'è un controllo incrociato che dà garanzia al ricevente, ma dà sicurezza anche al donatore. Ma, io ti devo chiedere scusa se certe battute scherzose, però è anche importante per chi ascolta seguire la trasmissione, così importante perché i valori che vengono da chi dona sono molto elevati, perciò non bisognerebbe scherzare, però renderla un po' meno noiosa, e siccome chi dona normalmente non è un figuro brutto, è uno che con gioia dona, ecco perché qualche battuta può rendere anche questa trasmissione un po' simpatica. Sempre volentieri. Ecco. Diciamo che non è che i donatori sono per forza delle persone intransigenti dal punto di vista della dieta, della conduzione, fanno di base uno stile di vita sano, sì, ma sono persone normalissime, ecco, quindi insomma ogni tanto se mangiano qualcosina in più o se bevono il bicchiere di vino, vabbè, buon sangue, purché insomma il vino fa buon sangue, non mente, ecco. Va bene, sembra, io parlo tanto di vino oggi, sembra che sia uno che beve vino, ma un bicchiere mangiando ogni tanto lo faccio, ma lo bevo, ma bisogna stare molto attenti all'alimentazione, specialmente. E i punti della patente. Ecco, c'è sempre... C'è anche quell'aspetto là che ormai pesa, non poco. È vero. Qualche notizia ancora della tua mission nell'Avis? Tu intendi andare avanti, sì, perché penso che volontari come te non è che se ne trovano, perché sì avete 3.500 soci, come in tutte le associazioni non è facile trovare il volontario quello che lavora. Per cui anche per noi c'è sempre una richiesta, sembra di no, ma anzi faccio proprio una richiesta anche in questo momento, che chi vuol darsi da fare... A proposito di richiesta, ricordatevi di divulgare, perché si può vedere non soltanto domani questa trasmissione, sì, scusami, non soltanto oggi il concerto e domani, questa trasmissione, ma si può rivedere in streaming quando uno vuole, basta che digiti Veneto Globe, cerca 30 minuti con Bruno Zanetti e Avis, e si può rivedere questa trasmissione, perciò fai pure tutte le richieste. Appunto, dato che i volontari sono sempre pochi e il lavoro è sempre tanto, la mia richiesta è questa: noi siamo qua, vi aspettiamo, chi vuole venire ad aiutarci è sempre ben accetto, per cui non avrei altro da dire. Bene, Presidente, se posso dire una cosa, perché domani sicuramente dovrò... Gli ultimi 2 minuti ce l'hai a disposizione. Allora, domani sicuramente lo dirò al concerto, al Teatro Accademia, in cui ovviamente vi invito tutti, quindi domani alle 17 al Teatro Accademia, ma concerto ci sarà posto di Natale. Ancora, sì. Ma insomma, siccome l'ingresso è libero, quindi contiamo su un'affluenza importante. Venite un quarto d'ora prima, venite un po' prima per prendervi un posto più tranquillamente, ma insomma noi contiamo di avere una buona partecipazione. Ecco, insomma, l'anno scorso abbiamo riempito il teatro senza problemi, contiamo anche quest'anno di raggiungere questo obiettivo. Allora, tenete conto che alla fine essere donatori, perché noi abbiamo 3.500 iscritti, ma non è che questi siano sempre lì, fermi e sempre disponibili, perché ogni anno c'è una classe di età che purtroppo per limiti di età non può più donare e esce. Poi c'è chi magari ha qualche problema di salute, chi va al dentista, chi ha insomma tutta una serie di problemi. Quindi abbiamo un elevato turnover, cioè ci sono molti donatori che purtroppo per vari motivi non possono più donare o sono semplicemente sospesi per un certo periodo. Quindi noi abbiamo la necessità di rimpiazzare, di ripristinare, di avere nuovi donatori. Allora l'appello che io faccio adesso, lo faccio qui a Radio Conegliano, nei 30 minuti con Bruno Zanetti. Veneto Globe. Veneto Globe, assolutamente, Alberto di Casa del Poggio, con tutti quanti, qual è? Quello di, per questo Natale, di fare una cosa importante, un segno di solidarietà. Qual è?
pensate ai vostri amici, pensate ai vostri familiari e trovate tra tutti i vostri conoscenti una persona, solamente una a testa, che abbia piacere e voglia di aderire all'Avis, di iscriversi all'Avis e diventare donatore. Questo è il regalo più importante, è l'atto di solidarietà più importante che potete fare nei confronti del prossimo. Ecco, Questo il primo è un presidente segno che non importante. chiede soldi, chiede soltanto nominativi per moltiplicare quelli che sono i donatori di sangue che sono necessari. Bene, abbiamo così terminato, Presidente. Domani ci sarà senz'altro uno dei più grandi concerti di Natale, come tu hai anticipato. Io, se ce la faccio, vengo assolutamente, e in prima fila anche. Assolutamente. Cioè, mi metti un cappello lì. Tu vieni e basta, Io no? vengo Se e ce la basta. faccio, Bruno. Io vengo e basta. Io vengo e basta. Io vengo e basta, d'accordo. Esatto, Io ti ringrazio per essere intervenuto in questa Grazie per la trasmissione. disponibilità. Grazie Carlo. Grazie a voi. E niente, arrivederci alla prossima settimana, 30 minuti con Bruno Zanetti. Sempre a Ca del Poggio. Sempre Ca del Poggio. Avete ascoltato 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento a sabato prossimo.